Arriva puntuale anche per questa domenica l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica sera in diretta qui su Sesta Rete, canale 215, a partire dalle 19:30 sino alle 21, la replica alle 23 e la replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. E vi ricordo che questa trasmissione, così come tutta l'intera rete televisiva, vi è anche modo di seguirla attraverso lo streaming su www.sestarete.org. Saluto immediato in questa puntata la nostra penaltina Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ettore, buonasera e ben ritrovati. Vedo che sei già abbronzata, quindi evidentemente la stagione di penalty sta per concludersi. Sì, effettivamente ormai siamo quasi agli sgoccioli, quindi... Infatti, mancano ancora 2 domeniche ufficiali e poi grande chiusura domenica 25 con la trasmissione che si chiama Penalty Award, che premierà i migliori per quanto riguarda la stagione dei dilettanti 2013-2014, ma di questo ampiamente ne parleremo già dalle prossime ultime 2 puntate. Salutiamo in postazione non Carmelo Puglisi, che oggi si è preso una bella giornata di riposo, ma il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Non che tu non sia bravo quanto Carmelo, voglio dire. Beh, questo è un complimento che fai tu, perché obiettivamente Carmelo ha molta più esperienza di me. Beh, Ho solo da imparare. Quest'anno hai curato in modo particolare la prima categoria, ma oggi ci presenterai un quadro quasi completo anche degli altri campionati. Sì, esatto, parleremo dell'ultima giornata dell'interregionale, ora sarai tu stesso a presentarlo. Benissimo, invece mi corre obbligo subito, immediato, di presentare i nostri ospiti di questa puntata di Penalty, puntata numero 22. Subito alla mia destra un volto conosciuto del calcio dilettantistico, ma anche, devo dire, di Sesta Rete, mister Turi Di Stefano. Ciao Turi, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovato e benvenuto. Infatti, è vero, è vero. Anche perché tu ormai sei un ospite fisso di Penalty, insomma, ci vieni a trovare spesso, Diciamo che... Profondo conoscitore del calcio dilettantistico anche. Profondo. La tua esperienza ti fa... un po' di aggiornarci, perché chiaramente sai, il calcio non è più quello di una volta, quindi per cui... È cambiato notevolmente. Vicino a te un altro mister storico del calcio dilettantistico, adesso attualmente ai box perché preferisce allenare i settori giovanili, però rimane sempre un nome molto conosciuto appunto nel calcio dilettantistico catanese. Parliamo di mister Salvo D'Arigo, che insomma ci lega anche un'amicizia ultra ventennale. Ciao Salvo. Buonasera a tutti, buonasera Ettore. Ben trovato. Ti ringrazio è la seconda volta che vengo. Sì, è vero. Tanto piacere. Sei un ospite talmente gradito e poi un profondo conoscitore sicuramente del calcio. È data l'età. Infatti. Attenzione, perché vicino a te c'è un personaggio che ti è molto vicino, anzi molto caro, devo dire. Tuo figlio Giuseppe, Giuseppe D'Arico, che gioca con il Taormina. Ciao Giuseppe. Buonasera. Stagione saltante, perché insomma il Taormina nessuno lo dava per favorito per arrivare addirittura a giocarsi i playoff. No, infatti, però siamo riusciti ad arrivare a questo... Grande soddisfazione a Taormina, eh? Come andrà a finire? Vi Ancora state non si allenando? sa, però abbiamo poi c'è tutte questa le pausa carte. interminabile di questo girone B del campionato di eccellenza, che insomma adesso ne parleremo con i nostri ospiti, è veramente incredibile, esageratamente incredibile. 100 li torchia in continuazione. Sì, questo è giusto, perché bisogna allertarli sempre pronti per la partita che dovranno affrontare, tra l'altro con una squadra importante, per cui insomma non potranno sbagliare. Allora, parliamo subito in apertura di questa ultima giornata invece del campionato interregionale. Si è conclusa già da qualche settimana la gara riguardante la vittoria finale, con questo Savoia che ormai insomma è volato nella prima serie, nella prima divisione, e quindi insomma fatto questi giochi si è puntato principalmente sui play-out, e anche lì ci sono state delle notevoli sorprese. Guardiamo i risultati di questa ultima giornata e poi li commentiamo in studio, e abbiamo anche una piccola sorpresa, più che sorpresa, un omaggio importante. Noto Agregas 0-3. Orlandina Battipagliese 3-2. Savoia Città di Messina 1-0. Interreggio Comprensonio Montalto 0-0. Pomigliano Due Torri 1-0. Cavese Licata 19-5. Agropoli Nuova Gioiese 1-1. Torrecuso Rende
2-3. Indubbiamente ci sorprende questo risultato incredibile a Cava dei Tirreni con questa vittoria straripante della squadra di casa nei confronti di un Licata che ormai da parecchie settimane ha abbandonato questa Serie D. Auguriamo naturalmente a tutta la cittadina ma anche a tutti i dirigenti un pronto rientro in una categoria importante qual è stata e qual è sicuramente l'interregionale. Tra l'altro adesso con la chiusura della seconda divisione il prossimo anno sarà una Serie D sicuramente molto piena di qualità. Guardiamo la classifica di questa ultima giornata del campionato di Serie D. Savoia 82 punti, Agregas 72, Agropoli 63, Battipagliese 57 punti, Torrecuso 52, Nuova Gioiese 50 punti, Cavese 49, Noto e Interreggio 45 punti, Pomigliano e Orlandina 43, Comprensorio Montalto e Rende 42 punti, Due Torri e Città di Messina 34, Vibonese 32 punti, chiude la classifica Licata a 20 punti. Vogliamo ricordare naturalmente che il comprensorio Montalto, l'Interreggio e la Battipagliese hanno avuto un punto di penalizzazione, 3 punti di penalizzazione li ha avuti il Licata e ben 4 di penalizzazione la Cavese. Come tutti ben sanno il Ragusa a metà stagione ha abbandonato, per cui ha rinunciato al campionato ed è stata quasi in automatico squalificata ed è retrocessa indubbiamente nel campionato di eccellenza. Allora, prima di passare ai commenti legati a quest'ultima giornata del campionato interregionale, noi adesso abbiamo un collegamento importante perché abbiamo in linea il direttore sportivo del Due Torri, Benedetto Bottari, direttore sportivo di una squadra che è stata colpita in maniera incredibile di un lutto che ha un po' sconvolto tutto il calcio dilettantistico, la scomparsa di un proprio tesserato di Marco Salmeri. Direttore, mi sente? Sì, certo. Buonasera. Voi state rientrando dalla trasferta di Pomigliano, si diceva che probabilmente avevate chiesto il rinvio, ma cosa è successo? Poi alla fine la partita si è svolta. Sì, avevamo chiesto il rinvio di 3 giorni, la Lega ha deciso di non decidere, demandando, il Dipartimento Interregionale ha deciso di non decidere, demandando la decisione alle società. Non tutte le società sono state favorevoli a questo e quindi a questo spostamento e quindi ci è toccato. Siete stati costretti ad andare a vivere Sì. sicuramente una partita quasi surreale, perché quello che è successo la scorsa settimana ha colpito tutta l'opinione pubblica sportiva e non solo. Sicuramente. Com'è Sicuramente, stato? però vedi quello che fa male. E poi, cioè oggi ci siamo fatti una trasferta di 500 km per venire poi, cioè ci siamo fatti una trasferta di 500 km con la morte nel cuore, Certo. per essere poi trattati in modo vile, vigliacco, da certi, non so, dirigenti del Pomigliano. Addirittura, cioè, quindi c'è stato anche un comportamento poco sportivo allora. Sì, assolutamente sì. Siamo amareggiati. Mi immagino, direttore, mi immagino. Non immaginavo io, ma penso nessun altro Non che immaginavamo potesse neanche succedere noi una cosa di essere- questo Di genere. essere minacciati nell'intervallo, sinceramente, dopo qualcosa che ci aveva colpito in un modo violento e traumatico. Tra l'altro il Pomigliano con la vittoria in Coppa Italia acquisiva già il diritto di partecipare ai playoff, quindi la vittoria poteva anche non starci, insomma era l'ultima No, cosa. il Pomigliano era obbligato a vincere. Ah, ero obbligato a vincere per Sì, acquistarlo ero lo obbligato a stesso. vincere, sì, Ho sì, capito, ho capito. Vabbè, Sì. comunque mettiamo da parte tutto quello che è successo a Pomigliano. È stata una settimana indubbiamente tristissima per tutta la vostra società, per tutto il vostro ambiente. Qual è il primo pensiero che le viene in mente nel raccontare quello che è successo? Ma il primo pensiero che mi viene in mente è il ricordo di Marco. Sicuramente è un ragazzo che oltretutto io avevo da 6 anni, perché aveva giocato con me anche nel corso dei miei 3 anni trascorsi a Milazzo. Avevamo vinto insieme 3 campionati a Milazzo e era un ragazzo che io mi portavo ovunque, un ragazzo straordinario, stupendo,
non ci sono aggettivi. In questi casi si fa spesso retorica, però nel caso di Marco non è retorica, ma Immagino. è pura realtà, perché con Marco non potevi non andare d'accordo. Era uno che non mollava mai, uno che ha subito nel corso della sua carriera anche qualche infortunio di troppo e si è sempre rialzato, ha sempre avuto la forza per reagire, sempre grande coraggio, grande passione smisurata per il calcio. Immagino. È E stato soprattutto per Milano. Senta direttore, le condizioni degli altri 2 feriti in quel drammatico incidente della scorsa settimana, ci può dare qualche notizia? Guarda, Alizzi ha subito un intervento al braccio, è stato dimesso nella giornata di ieri dall'ospedale, mentre Peppe Guido in questo momento è in una stanza settica della terapia intensiva. Speriamo ci rimanga Si parlava ancora... di coma farmacologico. Sì, adesso comincia a essere comunque un po' vigile, le condizioni migliorano sensibilmente e speriamo che da qui già domani, dopodomani possa uscire dalla stanza settica per essere portato in reparto e quindi Certo. poi Guardi, riavviarsi verso il recupero. è l'augurio che facciamo noi di Penalty, ma sicuramente tutti gli sportivi siciliani che insomma la scorsa settimana hanno appreso questa drammatica notizia. Noi la ringraziamo per la sua squisita disponibilità, sappia che comunque noi nel nostro piccolo siamo vicini sia alla famiglia indubbiamente, ma anche alla società che ha subito questo dramma incredibile. Grazie direttore, grazie al direttore Benedetto Bottari del Due Torri. Io prima di continuare a parlare di questa drammatica vicenda, soprattutto della scomparsa di Marco Salmeri, prima di vedere una clip che noi di Penalty abbiamo proprio preparato per questo giovane atleta del Due Torri, volevo scambiare una battuta veloce con i nostri ospiti. Turi, senza parole. Ma viene voglia di abbandonare tutto, onestamente. Certo, perché, questo fatto che a Pomigliano... ma non solo il dramma che hanno vissuto e stanno vivendo, la morte di questo splendido ragazzo che, come dice il direttore, e un altro ragazzo in coma, insomma 3 persone che hanno, cioè uno purtroppo ci ha è perso morto, pure la 2 vita. che hanno rischiato la vita. E oltretutto la federazione che non rinvia, Questo ha perché questo a prescindere Pomigliano, la federazione deve deve essere molto attenta, ma poi non ci Tra l'altro meravigliamo. avevano richiesto soltanto l'invio di 3 giorni da come ha Esatto, detto ma a il prescindere da direttore. questo non ci meravigliamo che in quelle zone, Pomigliano e è via una discorrendo, zona molto calda e che non guardano nessuno. Allora questa secondo me è una denuncia ben precisa che si deve fare. Noi altri che siamo nel calcio, proprio fare delle denunce quantomeno a livello mediatico, È poi vero, magari è vero, si fa una bolla di sapone, Certo. ma quando viene a farci È vero. partecipi. Salvo, cosa ne pensi? Sconcertante. Dopo una tragedia del genere non c'è la minima sensibilità da parte della federazione, perché è sconvolgente dopo una settimana di lutto, dopo quello che è successo e anche con i 2 feriti, Di cui ancora non venire uno incontro a una in società maniera grave. e anche indirettamente anche alla famiglia, perché hanno ben altro a cui pensare alle Certo, partite, certo. indubbiamente. Chiaro e E logico. poi sentiamo dalla voce diretta del direttore sportivo quello che è successo lì a Pomigliano. Questo ci sorprende tutti, Sconcertante, ci sorprende sconcertante. tutti. Cioè davanti alla e morte non abbiamo c'è parole, più- non abbiamo non so parole. come dice giustamente Tullio Di Stefano, da abbandonare tutto. bene. Voglio sentire anche il parere di un calciatore, insomma, sapere che una cosa di questa colpisce una squadra credo che sia un dramma per il gruppo difficilmente superabile, no Giuseppe? Molto difficilmente. È vero, me ne immagino. Allora, sentiamo anche il parere di Alessio, insomma una scomparsa così drammatica ci lascia pietrificati e sapere poi che a Pomigliano succedono anche delle cose così brutte dispiace ancora di più. I nostri ospiti hanno già esplicato nel migliore dei modi qual è il pensiero, credo, comune della maggior parte delle persone. Ci uniamo tutti al dolore della famiglia e non credo che vadano commentate e attenzionate più di tanto le non scelte della Lega quanto il comportamento davvero barbaro e villano dei dirigenti del Pomigliano.
Parlano da soli questi Parlano da atteggiamenti, soli. Ettore. E adesso parleranno da sole le immagini di questa clip che abbiamo preparato noi di penalty alla memoria di questo giovane atleta di soli 23 anni che è scomparso rientrando a casa dopo una partita giocata con la propria squadra messinese. Marco Salmeri, da penalty. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. And I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Certo che insomma scomparire a 23 anni ferisce tantissimo. Ci è sembrato giusto dedicare questa prima parte della nostra trasmissione a questo giovane atleta del Due Torri che appunto la scorsa settimana ha perso la vita. 2 suoi compagni di squadra sono ancora in ospedale, addirittura uno ancora in coma farmacologico. Auguriamo chiaramente una pronta guarigione a entrambi, un abbraccio fortissimo naturalmente alla famiglia e siamo vicini anche, come ho detto poc'anzi, alla società del Due Torri. Allora, prima di chiudere questa parentesi, so che insomma Turi sei rimasto talmente spiazzato che vuoi ancora dire una cosa importante. Hai fatto un servizio splendido in onore di questo ragazzo, un ragazzo pieno di vita. Io sono sconvolto, ma lasciamo stare Pomigliano. Purtroppo in Campania queste cose magari non succedono, quindi ci sorpasso, ma la federazione Roma doveva intervenire a rinviare la partita, o quantomeno di 3 giorni. Di spostarla, non dico rinviarla. rinviarla. È una cosa assolutamente, io da molto tempo che faccio calcio, credimi, mi vergogno di commentare queste cose. D'altra parte non dimentichiamo che questa finale di Coppa Italia secondo me non andava giocata assolutamente e non andava neanche più assegnata, per allargare un po' il discorso, no? Certo. Ora, a prescindere dai tafferugli, però voglio dire, quello che è successo a Roma è la dimostrazione di una Lega che non è per niente presente, non riesce a leggere l'attualità. Sì, ma non è solo Lega. Guarda, scusa un attimo, 3 secondi. È un problema istituzionale generale di un paese. Catania-Roma, dove tribuna dove ero io. Lo sai che non parliamo di calcio? No, per la dire, certo. Assolutamente. C'erano anche
qualche dirigente della Roma, eccetera, lì si parlavano, anche loro non erano sconvolti per quello che era successo. Questo tifoso che è stato già individuato, eccetera, un eccetera, tifoso purtroppo un romanista. tifoso romanista che poi sia stato istigato meno, ma comunque aveva l'arma. Cioè, questo ha preso Quindi un'arma era cosa- da fuoco e ha sparato. Però il quindi- problema va molto a fondo. Molto non è a solo fondo. calcistico. Chiudiamo Va qui il bene. discorso, Va bene, va bene. Faccio dilettantissimo, ci mancherebbe. Perfettissimo, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo se non sbaglio la prima pausa Sì, pubblicitaria. Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty.